Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Il nostro istituto continua nella celebrazione di alcuni anniversari di personaggi importanti, in questo caso un personaggio letterario importante. Già l'anno scorso lo abbiamo fatto con i 100 anni dalla morte di Franz Kafka. Quest'anno ricordiamo i 150 anni dalla nascita di Thomas Mann, ma anche i 70 dalla morte, perché è nato e morto con il 5. Thomas Mann, chiaramente scrittore dalla fama indiscussa, premio Nobel, ma anche scrittore, questo ce lo confermeranno eventualmente i due relatori, molto amato in Italia. Io ho letto da qualche parte, ma dopo ne chiedo conferma agli esperti, che la prima edizione delle opere complete al di fuori della Germania è stata fatta in Italia. Quindi è un autore molto amato nel nostro paese, ma di fama mondiale indiscussa, anche perché le sue vicende biografiche sono coincise con momenti topici della storia della Germania, dell'Europa, ma direi del mondo, perché andiamo dalla Prima Guerra Mondiale all'avvento del nazionalsocialismo alla Seconda Guerra Mondiale. E Franz Kafka le ha registrate in tutta la sua attività diaristica, ma ovviamente anche nella sua produzione letteraria, e le ha testimoniate anche con la sua vita e con il suo esilio in America, e anche per certi versi col suo rientro, perché è stato un perseguitato da una e dall'altra parte. Quindi dei romanzi suoi dal carattere universale, sempre legati a una cultura, che sia una cultura del passato, del presente, una cultura che verrà, quindi dei romanzi che ancora hanno molto da dirci. A parlarne oggi, devo dire, siamo molto fortunati. 2 pezzi da 90 su Thomas Mann, li posso definire così, 2 pezzi da 90. Il professor Luca Crescenzi, docente nella nostra Ca' Foscari e già nostro relatore per l'incontro su Kafka, e la professoressa Elisabeth Galvan dell'Università di Napoli l'Orientale, che ringrazio veramente sentitamente. Sono 2 dei massimi esperti che abbiamo su Thomas Mann. Lascio subito la parola a Sandra Paoli, scusa perché ho avuto a Sandra Paoli, germanista, che pure ringrazio, per moderare l'incontro. Buon lavoro a tutti. Allora sì, fare un omaggio a Thomas Mann qui a Venezia, poi nell'Ateneo Veneto, è doveroso. Lo facciamo qui per iniziativa della Presidente dell'Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia, che ringrazio per l'invito. Ora, Thomas Mann era molto legato alla città di Venezia, la visitava spesso, trascorreva molto tempo qua, e ha ambientato addirittura una delle sue opere più conosciute. Certo che oltre alla morte a Venezia vi sono tante altre opere di rilievo. Pensiamo ai Buddenbrook, che lui ha pubblicato quando aveva 26 anni, quindi questo grande romanzo, oppure alla Montagna Magica, un grande romanzo di cui Luca Crescenzi ha curato la traduzione, o Dr. Faustus, che Luca Crescenzi stesso ha tradotto per i Meridiani. Ecco, poi vi sono questa sera Elisabeth Galvan e Luca Crescenzi parleranno anche di altre 4 opere. Allora, 3 racconti, oltre alla morte a Venezia, anche Mario il Mago, importante, e proprio a Mario il Mago Elisabeth Galvan ha dedicato una mostra che ha organizzato e tenuto alla Casa di Goethe di Roma. E poi di rilievo anche La legge, e non molto noto, ma non per questo di scarso rilievo, anzi, il romanzo L'eletto.
Ecco, quindi qual è la chiave di lettura? Allora, l'opera di Thomas Mann è complessa, un grande scrittore, premio Nobel, ha scritto molto, le chiavi di lettura sono diverse, ma qui la professoressa Galvan e il professor Crescenzi presentano Thomas Mann come autore del secolo breve, quindi un autore che fa una diagnosi della crisi del Novecento e poi anche racconta un nuovo inizio dopo la crisi. Quindi cominciamo con Elisabeth Galvan, che ringrazio anche, a parlare della morte a Venezia. Prego. Grazie Sandra, grazie soprattutto per l'invito alla Presidente Antonella Magaraggia, insomma mi fa molto piacere poter parlare qui a Venezia, non soltanto della morte a Venezia, ma anche della morte a Venezia. Allora, trovare una chiave di lettura che possa in qualche modo abbracciare tutta l'opera di Thomas Mann e che soprattutto vada oltre questa dicotomia ormai un po' âgée e un po' diventato stereotipata del borghese artista, ecco, cercando una chiave di lettura abbiamo appunto pensato di leggere, di proporre Thomas Mann e la sua opera come appunto una diagnosi della o delle crisi del Novecento. Thomas Mann oggi ci appare come un analista delle crisi che hanno attraversato il Novecento e che per molti versi oggi prepotentemente si ripresentano. Cercherò di illustrare questa mia tesi attraverso 4 testi narrativi che Sandra ha già brevemente citato. Il racconto più noto qui in Italia, La morte a Venezia, e ecco le date di pubblicazione di queste opere sono importanti. Quindi Morte a Venezia 1912, siamo alla vigilia praticamente della Prima Guerra Mondiale. Il secondo racconto di cui parleremo brevemente è Mario e il Mago, un racconto meno noto in Italia, vedremo anche perché, un testo che risale al 1930. Poi il terzo racconto, veramente poco conosciuto, che si intitola La legge, scritto nel pieno della catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, nel 1943. E infine l'ultimo romanzo compiuto di Thomas Mann che si intitola L'eletto, pubblicato nel 1951, quindi dopo la catastrofe. È interessante notare che nessuno di questi racconti o romanzi è ambientato in Germania, come quasi a voler sottolineare o segnalare che le crisi di cui sono espressione hanno una portata ben più vasta, una portata universale che travalica i confini di una specifica cultura o civiltà. Gli ultimi 2 racconti, appunto La legge e l'eletto, non si limitano a fare una cronaca della crisi, ma contrappongono appunto ad essa una prospettiva nuova, quella di una rinascita appunto e di un nuovo inizio. Dunque c'è questa idea nella opera del Thomas Mann maturo della possibilità di un nuovo inizio, di una rinascita che però ha sempre come presupposto una precedente crisi, una catastrofe, una sorta di sospensione dell'ordine precostituito e solo da questo caos può nascere appunto un nuovo ordine. Quindi come vedete andiamo qui già oltre un pochettino, no? Il cronista della decadenza e via dicendo. Allora, incominciano con La morte a Venezia.
precisamente con la prima parte, quella meno nota. La prima parte è ambientata a Monaco. Questa, siccome il film, la trasposizione bellissima di Lucchino Visconti, che ha molto, diciamo, orientata alla ricezione di questo racconto in Italia, siccome questa parte praticamente non appare, se non insomma, in modo molto diverso, ecco, il fatto che la morte a Venezia inizia a Monaco è un elemento che a volte non abbiamo così tanto presente. Allora perché incomincio invece con questo elemento, con questo aspetto? Perché la novella si apre nella prima frase, con la prima frase, con una allusione a una crisi geopolitica. Uno incomincia a leggere, non fa caso di solito, no? E questa crisi geopolitica minaccia l'Europa durante lo svolgimento appunto dei fatti che vengono raccontati. In altre parole potremmo dire che la vicenda ambientata o la vicenda che viene narrata è, come dice proprio il narratore, è ambientata nella primavera di quell'anno 1900, e poi ci sono due puntini per cui questo rimane aperto, che per mesi aveva mostrato un volto tanto minaccioso al nostro continente. È facile ricostruire che questo 1900 puntini in realtà sia il 1911, tra l'altro perché quello fu l'anno in cui Thomas Mann ha soggiornato qui al Lido di Venezia, ma soprattutto perché in quell'anno è scoppiata appunto una grande pandemia di colera. Inoltre in questo 1911 scoppia una crisi internazionale, la cosiddetta seconda crisi marocchina, che vide la Germania in prima linea, e quindi insomma tutto il contesto storico-politico che fa da sfondo alla novella è caratterizzato da un perdurare di una serie di tensioni e crisi internazionali, tra l'altro anche l'annessione della Bosnia-Herzegovina, no, del 1908, che infine poi precipiteranno nel 1914. Ma il tema della crisi presente nella morte a Venezia investe anche la dimensione artistica del protagonista Aschenbach, in quanto fin dall'inizio questo scrittore, perché è uno scrittore, viene presentato in un momento di crisi artistica, in un momento di stallo, cioè sta scrivendo un'opera ma non sa bene come andare avanti. E proprio questo momento di stallo produttivo lo porterà a intraprendere un viaggio, a lasciare Monaco dove risiede, per intraprendere appunto questo viaggio che lo porterà, come sappiamo, a uno sconvolgimento totale della sua esistenza finora condotta, tutta improntata a una ferrea autodisciplina, consacrata a una scrittura classica e severa. Sappiamo anche che l'incontro con il giovane Tazio e la sua bellezza apollinea, viene sempre descritto, no, come una statua apollinea, questo incontro si trasforma in una passione che spazza via ogni legame con la vita ordinata finora condotta. La violenza con cui la passione erotica si impossessa appunto di Aschenbach si riflette poi nell'inarrestabile propagarsi di un altro momento di crisi, di un'altra crisi, cioè di un'epidemia del colera che si sta diffondendo, smentito da tutte le autorità, nella città di Venezia. E a questo proposito vi leggo un brevissimo, anche perché insomma proprio siamo a Venezia, ecco, una brevissima citazione che ci fa vedere molto bene, penso, questo preciso intreccio tra diagnosi o descrizione di una malattia fisica e una malattia del sistema, potremmo dire, no? Che è malato di corruzione, di cinismo. Ecco, dice così. All'inizio di giugno i padiglioni di isolamento dell'ospedale civico si erano riempiti in silenzio. Nei 2 orfanotrofi
I posti avevano cominciato a scarseggiare e la banchina delle fondamenta nuove e San Michele, l'isola del cimitero, regnava un traffico di lugubre intensità. Ma in città il timore di un danno generale, il riguardo per la mostra di pittura apertasi di recente ai giardini pubblici, le ingenti perdite che in caso di panico e di discredito avrebbero minacciato gli alberghi, i negozi, l'intera complessa industria turistica, erano risultati più forti dell'amore della verità, per la verità e del rispetto per le convenzioni internazionali. Quel timore aveva indotto le autorità a persistere ostinatamente nella loro politica del silenzio e della negazione. Ecco, in questa dettagliata descrizione della malattia, dei processi, del suo propagarsi, dei processi di informazione, o forse meglio dire di disinformazione e dei suoi effetti catastrofici, il narratore si fa cronista della epidemia, ma al contempo analista e anche critico sociopolitico, no? Di una situazione sociopolitica economica. Quindi, per concludere, naturalmente io adesso ho voluto prendere in considerazione un aspetto molto molto specifico della morte a Venezia. Se ne potrebbero prendere veramente in considerazione 1000 altri che purtroppo però qui dobbiamo o vogliamo tralasciare. Quindi, per concludere questo brevissimo flash sulla morte a Venezia, potremmo dire che questo racconto è un racconto sul caos, su una crisi che coinvolge molte sfere, che coinvolge la sfera geopolitica e che si espande in tutta l'Europa, coinvolge la sfera esistenziale, individuale, artistica del protagonista e coinvolge appunto, fa la diagnosi di una malattia, insomma descrive una crisi fisica e morale appunto attraverso l'episodio del colera. Arrivo al secondo testo, quello che io chiamo sempre il vero racconto italiano, Mario il Mago, 1930. Molto meno noto in Italia, perché sconta, penso io, tuttora la censura cui questo racconto fu sottoposto dalla censura fascista, a cui fu sottoposto al momento della pubblicazione nel 1930. All'epoca Thomas Mann era, diciamo, un autore già noto in Italia, aveva preso il Nobel appunto nel 1929, quindi in quegli anni venivano tradotti Buddenbrook, Turno Kröger, Morte a Venezia, La montagna magica e altro, ma quel racconto vedrà invece una traduzione solo dopo la guerra, nel 1945. È un racconto che si basa ancora una volta su una esperienza autobiografica, cioè il soggiorno, un soggiorno della famiglia Mann a Forte dei Marmi nell'agosto del 1926 e racconta infatti le vicende accadute durante queste vacanze, registrando anche e soprattutto il clima politico. Ed è proprio qui che Thomas Mann si rivela nuovamente come osservatore e analista che diagnostica, mi verrebbe da dire, una crisi su vasta scala. I fatti narrati risalgono appunto al 1926, ma il racconto prende forma soltanto 3 anni dopo, nel 29. Come mai? Come mai questo racconto, insomma, sono passati 3 anni? Ecco, penso che ci sia una spiegazione molto plausibile e che questa spiegazione risiede nel fatto che nel frattempo anche in Germania la minaccia del nazionalsocialismo si è fatta sempre più concreta e quindi nel 29 e 30
Thomas Mann scrive questo racconto e lo lancia come un monito ai propri connazionali, indirizzato alla Germania, per metterla in qualche modo in guardia da un preciso, incombente pericolo politico. Entrambi i paesi, Italia e Germania, in entrambi i paesi in quel momento domina un clima politico caratterizzato dal nazionalismo, dal trionfo dell'irrazionalità, dal culto della personalità autoritaria e soprattutto dal controllo e dalla manipolazione delle masse. Tutti questi aspetti vengono tematizzati dal racconto e vengono organizzati, diciamo, in un tutt'uno narrativo. Il soggiorno della famiglia tedesca viene guastato appunto da una serie di episodi sgradevoli, si potrebbe dire una serie di sfortunati eventi. Prima di tutto il Grand Hotel, no? Dove risiedono e dove i bambini sono piccolini, hanno 6, 7, 8 anni e vorrebbero stare non nella sala di pranzo, ma nella veranda, da dove si vede appunto il mare, dove è tutto molto più carino, dove ci sono tavolini piccoli, eccetera, eccetera, e dove c'è posto, ma alla richiesta del padre, avanzata appunto alla direzione dell'albergo, la domanda è: no, quest'area è riservata ai nostri clienti. E quindi insomma, ecco, rimangono un po' perplessi. Poi c'è un secondo episodio che è molto interessante. Allora, i bambini sono appena guariti dalla pertosse e hanno ancora qualche strascico. Nelle stanze adiacenti a quelle della famiglia tedesca soggiorna una gran signora aristocratica, principessa romana, con i propri bambini, e che chiede alla direzione che questi ospiti vengano spostati nella dépendance, perché lei teme per i propri bambini un contagio acustico della pertosse. Ora, qui ci sono due cose molto interessanti. Uno, diciamo, il trionfo dell'irrazionalità. Tra l'altro le danno poi anche ragione. Il trionfo dell'irrazionale, no? Cioè il contagio acustico. Poi però contagio è, diciamo, un termine chiave per chiunque insomma si occupi o si interessi di un fenomeno molto importante proprio in quel momento, ma anche oggi, cioè della psicologia delle masse. Allora, un grande teorizzatore, uno dei primi teorici, che è Gustave Le Bon, analizza appunto questo fenomeno e utilizza come un termine, come una categoria molto importante, quello del contagio. Cioè in una massa tu non ti puoi sottrarre a un contagio. No? Pensate al panico di massa, no? Cioè la massa in cui scoppia il panico. Ecco. Quindi ecco il contagio acustico della pertosse. Quindi a questo punto la famiglia tedesca dice: no, abbiamo avuto abbastanza, traslochiamo noi in una pensioncina carina, e lì infatti questo tra l'altro è vero. E poi però forse l'aspetto più importante, più interessante anche per la finezza con cui viene analizzato, è il clima sgradevole, xenofobo, che regna in spiaggia. E a questo proposito una brevissima citazione che appunto racchiude un po' il commento, la diagnosi dell'io narrante. Dice così: la spiaggia brulicava di bambini patrioti, fenomeno innaturale e avvilente. I bambini costituiscono una specie umana, una società a sé, per così dire, una nazione particolare. Anche se il loro esiguo vocabolario appartiene a lingue diverse, essi si ritrovano con facilità, necessariamente, sulla base di una forma comune di vita. Io questa citazione l'ho sempre trovata bellissima, perché intanto è vero, chiunque è stato in spiaggia e osserva i bambini che parlano di tutte le... è verissimo, ma non soltanto in spiaggia, i bambini sviluppano un loro linguaggio universale. E proprio, diciamo, questo esempio di
di civile, mi verrebbe quasi da dire nobile, pacifica convivenza umana, no, che travalica qualsiasi confine, ecco, viene, che tra l'altro si basa su una sorta di linguaggio sovranazionale, universale, viene azzerato da questo fenomeno che viene definito innaturale e avvilente dell'indottrinamento politico infantile dei bambini. Ma l'episodio più inquietante viene rappresentato da una serata che doveva essere una serata divertente per i bambini, in cui si esibisce il mago, ecco da qui il mago Mario e il mago, il titolo Il mago Cavalier Cipolla, e che nell'intenzione dei genitori doveva essere una serata appunto divertente, ecco, per i piccoli. Ma Cipolla non è un mago, un illusionista qualsiasi, bensì un potentissimo ipnotizzatore che sottomette il pubblico e gli fa fare in stato di trance letteralmente ciò che lui, il manipolatore, vuole. Questo mago tra l'altro ha un modello preciso e si chiama Cesare Gabrielli, un mago celeberrimo all'epoca. C'è un piccolissimo pezzettino nel film di De Sica, I bambini ci guardano, per cui insomma lo vediamo, e insomma all'epoca era vicino prima d'Annunzio, poi insomma vicino anche soprattutto al fratello di Mussolini, insomma ecco, questo mago, ecco, oltre alla tecnica dell'ipnosi vera e propria, fa uso di un'altra strategia molto efficace pure quella per offuscare le menti degli spettatori, del pubblico, delle spettatrici. Su di loro si abbatte un vero e proprio monologo ininterrotto, un flusso retorico inarrestabile, ammirato tra l'altro dal pubblico, anche se l'uso manipolatorio della lingua è palese. Infatti il pubblico, qualcuno dice ma parla benissimo, anche se però questo flusso, questo parlare ininterrottamente non fa altro che appunto manipolare, appunto far perdere un po' la ragione a chi lo ascolta. Questo racconto dunque descrive e analizza non solo il clima politico-culturale, uno specifico clima politico, ma anche e soprattutto la strumentalizzazione della lingua come mezzo di manipolazione di masse, che poi fa sempre parte di un certo clima politico, no? Per chiarire ancora meglio il carattere di diagnosi politica di questo racconto, molto interessante, penso anche per molti versi molto attuale, va ricordato che si inserisce come racconto in un contesto di una intensissima attività saggistica da parte di Thomas Mann, e tutta questa attività saggistica mira appunto a mettere in guardia da una situazione politica sempre più in balia di tendenze irrazionali. E insomma vi cito giusto il titolo di uno perché racchiude molto bene il discorso più importante che tiene durante la Repubblica di Weimar, nel 1930, si intitola Un appello, discorso tedesco, un appello alla ragione. Ecco, e arrivo verso la fine con i ultimi due testi. Se dunque i due racconti italiani analizzano, descrivono delle situazioni di crisi in varia chiave, i due ultimi testi invece vanno oltre e propongono appunto qualcosa che viene dopo tutto questo caos, tutto questo sconvolgimento. Molto brevemente il racconto La legge, un racconto bellissimo, ironico, provocatorio, dissacrante per certi versi, rinarra la storia veterotestamentaria di Mosè, tra l'altro anche da una prospettiva
psicoanalitica. È la storia, ancora una volta, di un grande disordine, o meglio della sospensione di un ordine precostituito che conduce e rende possibile un ordine nuovo. L'incipit del racconto la dice lunga, perché suona così: la sua nascita fu disordinata. Seine Geburt war unordentlich. E che cosa intende dire? Questa frase appunto mette subito in risalto il tratto essenziale e forse più provocatorio di questa riscrittura del mito veterotestamentario, perché, vedete, il Mosè magnano non è di origine israelitica, ma è il figlio illegittimo della figlia del faraone e di uno schiavo ebreo, il quale, dopo aver soddisfatto suo malgrado i desideri della principessa egizia, quindi insomma è lui è lui una vittima di Me Too, ecco, quindi è tutto capovolto, e quindi dopo aver soddisfatto questi desideri viene ucciso e fatto sparire per cancellare ogni traccia di questo capriccio, come viene chiamato, di questa principessa. La biografia di Mosè è dunque caratterizzata sin dall'inizio dalle gerarchie di potere e dalla violenza, oltre che da una identità biologica e culturale molto incerta, anche molto, molto ibrida. Infatti viene detto suo padre, perché viene poi adottato da una coppia israelitica, viene detto suo padre non era suo padre, sua madre non era sua madre, infatti loro sono molto imbarazzati sul nome, infatti alla fine decidono, sempre diciamo nella logica del racconto, di chiamarlo Mosè, che significa in egizio semplicemente figlio, ecco. Ma proprio questo grande caos che lo condannerà a migrazioni continue, da cui l'esodo è solo l'ultima tappa, proprio questo grande caos della sua origine sarà il presupposto per la ricerca e la costituzione di una nuova identità culturale e religiosa che culminerà nel Decalogo, cioè nei 10 comandamenti, che secondo la tradizione biblica per l'appunto Mosè riceve da Dio e li trasmette poi al popolo ebraico, dandogli così una identità e un nuovo ordine. E arrivo alle conclusioni con l'eletto, con l'ultimo testo, con il romanzo. 7 anni più tardi Thomas Mann riprende ancora una volta l'idea di un nuovo inizio dopo una catastrofe, e questa volta siamo nel 51, quindi siamo effettivamente dopo una catastrofe, quella della Seconda Guerra Mondiale. E anche nel caso di questo romanzo, che io definisco sempre una piccola perla perché è bellissimo, anche qui abbiamo a che fare con la riscrittura di un mito. Questa volta riprende una leggenda medievale, la leggenda di Gregorio, che si chiama Gregorio o il grande peccatore. E chi era questo peccatore, questo Gregorio? In un certo senso è un lontano parente di Mosè, perché anche la nascita di Gregorio è molto disordinata, anzi sommamente disordinata direi, poiché nasce come frutto dell'incesto tra 2 gemelli. Poiché la sua esistenza sconvolge qualsiasi ordine del mondo, nemmeno i legami di parentela possono definirsi con certezza, perché la madre è anche la zia, il padre è anche lo zio, insomma non c'è definizione su questo mondo, secondo la nostra logica, non c'è luogo, infatti viene detto spesso che non c'è posto per lui su questo mondo. Quindi viene affidato, novello Mosè, in una botte alle acque del mare,
miracolosamente sopravvive. Cresce prima in una famiglia di pescatori su un'isola del nord e poi in un convegno, e a 17 anni lascia l'isola in cerca dei suoi genitori e della propria identità. A sua insaputa sposa Novello Edipo, sua madre, e dalla loro unione nascono 2 figlie, e qui la parentela si complica a tal punto che insomma non è nemmeno più definibile, perché la mamma a questo punto è la mamma ma è anche la nonna, eccetera eccetera eccetera. Quindi dopo la scoperta di questo secondo involontario incesto, Gregorio trascorre un lunghissimo periodo di penitenza, 17 anni, legato su una roccia in mezzo all'acqua, e diventa infine papa. Un papa questa leggenda viene raccontata anche nel Gesta Romana, per esempio, Gesta Romanorum, scusate, e diventa un papa refrattario a qualsiasi ortodossia religiosa, ma in generale, un papa che appare prima di tutto un politico prima che un papa, un politico illuminato, tollerante. Il suo è un papato improntato alla tolleranza e soprattutto alla rispetta delle pluralità in tutte le sue forme. Quindi, e concludo, possiamo leggere, secondo la nostra chiave di lettura, il romanzo come una riscrittura secolarizzata e sperimentale di una leggenda medievale, come l'utopia di un nuovo inizio politico, culturale, antropologico sullo sfondo di una civiltà, quella europea, ma non soltanto europea, ridotta in macerie dalla Seconda Guerra Mondiale. Grazie e finisco qui. Bene, grazie Elisabeth Galvan per questo intervento interessantissimo che ci ha mostrato come anche queste 4 opere, no, viste in base a questa chiave di lettura, siano idealmente collegate l'una con l'altra. Allora le prime 2 sono una diagnosi della crisi o delle crisi del Novecento, mentre le ultime 2, soprattutto l'ultima, diciamo, le ultime 2 comunque rappresentano un nuovo inizio, no? Come possono... ecco, ora passo la parola a Luca Crescenzi che ci parla dei 3 grandi romanzi di Thomas Mann. Allora, intanto dico questo, che mi sarebbe piaciuto che Elisabeth Galvan avesse detto delle cose stupide, perché così uno se la cava meglio. Invece purtroppo mi ha dato un'idea che mi ha distratto e io adesso non so più riorientarmi nel filo del discorso. Comunque lo prendiamo alla larga e partirei da qui, cioè dal fatto che molti sanno, tutti sanno che diciamo, la triade al di sotto del quale Thomas Mann ha sempre detto di essere come scrittore tedesco è costituita da 3 giganti della cultura dell'Ottocento, da Schopenhauer, Wagner e Nietzsche. Essenzialmente quello che pensa Thomas Mann in questo senso è... Sì, grazie. È quello è che Schopenhauer è fondamentale per lui, per l'idea fondamentale della sua filosofia, cioè l'idea che lo spazio-tempo isola gli individui e li rende sostanzialmente delle rappresentazioni isolate e non comunicanti. Chiama questo dato di fatto principium individuationis, e questa idea del principium individuationis sta alla base di tutta una serie di riflessioni che portano a Wagner, il quale si considera un grande schopenhaueriano, e siccome diciamo non è che Wagner fosse uno modesto, ha persino l'ardire di scrivere a Schopenhauer, poi per fortuna non invia la lettera, o forse non la invia, noi ne possediamo un abbozzo scritto a mano, forse addirittura l'ha mandata, Schopenhauer l'avrà cestinata. Comunque dice Wagner a Schopenhauer,
Ma secondo me tutto bello, il tuo sistema magnifico, grandioso, un grande filosofo, però il problema è che non c'è l'eros, e l'eros in realtà è proprio il momento in cui il principium individuationis si rompe, lo spazio-tempo non isola più gli individui e ci si incontra. Dal punto di vista filosofico è come dire che lo spirito assoluto si trova in farmacia, ma dal punto di vista artistico, naturalmente gli artisti non ragionano come filosofi, dà luogo questa idea un po' strampalata a grandi capolavori, primo fra tutti il Tristano e Isotta, in cui proprio Wagner fa sì che nella famosa notte del duetto d'amore in cui Tristano e Isotta si incontrano, quando c'è la luce accesa sono separati, quando c'è la luce spenta, cioè la fiaccola si spegne, allora si incontrano, perché diciamo l'individuazione, ovvero la luce della razionalità, non li divide più. E poi il terzo, naturalmente, astro al di sotto del quale Thomas Mann pensa di scrivere è Nietzsche, e con Nietzsche le cose cominciano a farsi un po' più serie, perché in realtà ciò che Mann prende da Nietzsche è l'idea che la vita, proprio la vita biologica dell'essere umano, è l'orizzonte unico di tutta la natura e dell'attività dell'uomo. Però diciamo deve Thomas Mann contemperare queste tre matrici della sua opera, e comincia a farlo già nel primo grande romanzo che scrive, cioè nei Buddenbrook. Nei Buddenbrook le cose stanno così, che questa decadenza di cui rappresenta le vicende attraverso la storia della famiglia Buddenbrook, 4 generazioni che si succedono della famiglia Buddenbrook, in realtà stanno tutte al di sotto dell'isolamento, e soprattutto tutte al di sotto della cancellazione della dimensione erotica, cioè l'eros non esiste più. Non esiste più nella prima generazione, quella del vecchio Johann Buddenbrook, che perde la moglie amatissima dopo un anno di matrimonio e si allontana dalla dimensione erotica e diventa una specie di o sviluppa una specie di eros del capitale, dell'eros del denaro, che sostituisce sostanzialmente alla dimensione, all'amore. L'eros scompare anche nella seconda generazione dei Buddenbrook, perché il figlio di Johann, badate bene, della seconda moglie, perché c'è un figlio della prima moglie che proprio per amore invece insegue una strada che però non lo porterà da nessuna parte, se non alla felicità, ma questo come dire è del tutto irrilevante per la famiglia Buddenbrook. Il secondo figlio, Johann, anche lui per distinguerlo chiamato Jean, in realtà sviluppa un eros religioso. È stato salvato da bambino miracolosamente 2 volte da una malattia che poteva essere fatale, da un incidente in barca, e di conseguenza è stato preso per i capelli e salvato, e di conseguenza ha sviluppato un eros che si dirige però tutto alla vita ultraterrena. Il problema è che Jean ha 4 figli e ognuno prende da lui qualcosa. Diciamo, facciamola breve, quella che prende la parte migliore di lui è Tony Buddenbrook, e il problema vero dei Buddenbrook è il ruolo e l'importanza che noi attribuiamo nella lettura a questo personaggio, diciamo, tragicamente interpretato in modo aberrante da un secolo di critica, perché è quasi univocamente vista come una scema e come un'oca. Ho letto veramente la parola oca in alcuni saggi, contro qualsiasi evidenza, sia perché nel romanzo è detto più volte che è intelligente, sia perché Thomas Mann le fa aprire il romanzo, è il primo personaggio che entra in scena e glielo fa chiudere, è l'ultimo che esce. Soprattutto è il personaggio che di fatto cancella la storia della famiglia Buddenbrook, e lo fa con degli atti molto precisi. Perché? Perché a Tony viene impedito di sposare, di amare in realtà l'unica persona di cui si sia mai innamorata, che è il giovane Morten Schwarzkopf, che ha conosciuto sulla spiaggia e che diciamo le viene impedito di sposare perché il padre ha pensato
per lei che sia migliore un matrimonio di interesse. Il matrimonio di interesse va a scatafascio, lei divorzierà una seconda volta e i 2 divorzi sono un bel colpo all'autostima e anche alla reputazione pubblica della famiglia Buddenbrook. Infine spingerà il fratello a fare un errore commerciale fatale e conseguentemente distruggerà con i suoi atti una famiglia che non ha nessuna ragione di stare al mondo. Dove sta Wagner? Non è andato a finire Wagner, non certamente nell'Eros, che nei Buddenbrook è assente, sta nel carattere tetralogico dell'opera, cioè è una tetralogia come l'Anello del Nibelungo, che comincia, diciamo, con una sorta di Oro del Reno e finisce con una specie di Valhalla e quindi con una specie di caduta degli dei. A dire dell'importanza che Thomas Mann attribuì alla famiglia alla figura di Tony, c'è una frase che lui sopprime al termine del 3° libro, nel quale viene raccontata la storia di Tony e Morten, che dice così: correzione al finale del capitolo sull'amore, appunta Thomas Mann, di quel che accadde, cioè della storia fra Tony e Morten, si è dato qui un racconto così ampio solo perché fu l'unica, proprio l'unica ora veramente felice che dalla culla fino alla tomba Dio concesse a quella creatura graziosa e dal buon cuore. Ora, è difficile che uno che scrive una cosa del genere e poi magari la nasconde, perché uno scrittore non dice tutto quello che pensa, e che scrive una cosa del genere di un personaggio in realtà volesse rappresentare soltanto un'oca, e questo lo diciamo a danno della critica. Però il problema è questo: se l'Eros scompare, solo la decadenza domina, solo la distruzione domina, e il personaggio erotico per eccellenza, cioè Tony, diventa fattore di una distruzione. Le cose, proprio nel senso di quello che ha detto proprio adesso Elizabeth Galvan, non possono stare così. Non possono stare così perché Thomas Mann è sì un diagnostico della decadenza, ma appunto nei suoi romanzi c'è sempre l'idea che qualcosa debba intervenire a imprimere una spinta nuova, un percorso diverso alla realtà che viene rappresentata, la realtà distruttiva che viene rappresentata. Ora, secondo me, non solo secondo me evidentemente, ma il capolavoro da questo punto di vista di Thomas Mann è quella che qua si chiama Montagna Magica, poi chiamatela Incantata o come vi pare, ma insomma Thomas Mann il titolo Montagna Incantata l'ha cancellato, l'aveva intitolata Der Zauberberg, l'ha cancellato e ha scritto Der Zauberberg, che vuol dire magico. Poi non credo che ce la faremo mai ad avere una montagna magica in Italia. Noi ci abbiamo provato, ma perché è importante la montagna magica? Perché mette in scena proprio le 2 dimensioni. La dimensione di quella che io ho chiamato una volta la melancolia occidentale, cioè il desiderio di morte che anima la cultura occidentale, una cultura dei libri, una cultura della morte intesa come dimensione attraente, è, diciamo, la dimensione, la chiama Thomas Mann nel romanzo, del disimpegno, della liberazione da ogni deresponsabilizzazione, della vacanza dalla sofferenza della vita. E dall'altra parte però deve esistere un contrappeso. Il pensiero, e qui ritorniamo a Wagner, è sempre lo stesso. C'è del vero nel fatto che l'Eros offre un contraltare alla dimensione dell'individuazione e alla filosofia pessimistica di Schopenhauer, naturalmente, però è chiaro che la soluzione wagneriana è semplicistica e appunto filosoficamente e anche dal punto di vista, così diciamo, dei contenuti poco interessante. Deve esistere un altro modo di concepire l'Eros come antagonista dell'individuazione e quindi anche del destino mortale dell'individuo, della rappresentazione, che in fondo esaurisce la sua vita soltanto in questo breve percorso che lo porta infine appunto a prendere il congedo della deresponsabilizzazione dall'esistenza. E allora Thomas Mann concepisce un romanzo spaventosamente complicato. Io mi sono sempre chiesto, diciamo, come
possa essere così suggestivo un romanzo così complicato. Poi se volete vi faccio qualche esempio, ma Thomas Mann è certamente, questo va detto, credo che siamo anche d'accordo con Elizabeth Galvan, è certamente il più grande scrittore allegorico del Novecento e credo uno dei più grandi scrittori allegorici del mondo, diciamo dopo Wagner, dopo Dante forse c'è Thomas Mann, ma diciamo aspettiamo ancora qualche anno per esserne sicuro. La spaventosa difficoltà del romanzo sta proprio in quello che diceva Elizabeth prima, cioè come si fa a fare di un destino individuale in realtà la cronaca di un destino universale? Beh, intanto bisogna attribuire a quel personaggio che è il protagonista della vicenda la stessa sofferenza che è la sofferenza della civiltà. E bisogna attribuire a quel personaggio un'idea geniale che gli permette di uscire da quella dimensione. Però come si fa? Perché non è semplice, se non si vuole essere didascalici, fare una cosa del genere. Thomas Mann un tentativo un po' didascalico l'aveva fatto con Altezza Reale, che è un romanzo bruttarello, ne ha infilati anche lui di romanzi bruttarelli, e qui invece ha per le mani una materia che già dall'inizio gli appare straordinariamente efficace. Cosa fa? Si fa ispirare dall'idea di romanzo che lui ricostruisce a partire da alcuni libri sul romanticismo che ha letto. Il romanzo romantico per Thomas Mann è caratterizzato da questi 4 aspetti. È la storia di un singolo individuo, è così, non ci sono romanzi romantici che siano storia di più individui o di una folla o di una massa. La sua anima contiene tutto il mondo, pensate a Heinrich von Hofterding e Dino Wallis, per esempio, altri romanzi così, cioè dentro di lui c'è il mondo intero. Naturalmente, poiché c'è il mondo intero, non lo può contenere come tutto ciò che il mondo contiene, lo deve contenere in forma simbolica. E la natura di questo suo sapere intorno al mondo è enciclopedico, però, e qui Thomas Mann appunto non dice mai tutto quello che ha in animo, nasconde questa natura del suo protagonista sotto apparenze semplicissime. Thomas Mann adora un bellissimo racconto romantico, forse avete letto, che è La storia di un buon a nulla di Eichendorff, e attribuisce a Hans Castorp precisamente le caratteristiche del protagonista, il buon a nulla di Eichendorff. Infatti Hans Castorp viene presentato fin dall'inizio come un giovane, come tanti, un giovane qualunque. Dove sta l'elemento geniale di Hans Castorp? Sta dentro di lui, quindi può venire fuori da lui, e adesso qui entro in un territorio pericoloso perché c'è Alberto Semi e io devo parlare di psicanalisi e un po' mi vergogno, però ragazzi si fa quello che si può. Dunque, dov'è il punto essenziale? Che se sta dentro di lui può non esserne consapevole, ma portarsi dentro la rappresentazione di ciò che intuisce o che comunque gioca all'interno di lui stesso una dimensione, che ha dentro lui stesso una dimensione fondamentale, ed è la soluzione del problema che lui si è posto. Quindi si tratta, diciamo così, di ricorrere a una tecnica di rappresentazione simbolica. Anche qui Thomas Mann ha dei principi abbastanza solidi e concreti. Ogni oggetto o avvenimento rappresentato è carico di significati, e questi significati sono ovviamente simbolici. È frequente il ricorso all'allegoria, non distinta in via di principio dal simbolo. Faccio un esempio molto semplice, anche un po' buffo, che Thomas Mann se ne rende conto quando deve dare un'idea del fatto che i pazienti che stanno in questo sanatorio a Davos sono sottratti allo scorrere del tempo ordinario. Fa l'esempio della conserva, cioè la marmellata dentro il barattolo non conosce lo scorrere del tempo perché viene conservata in una situazione che non la sottopone a quel processo di deterioramento che il tempo indurrebbe. Quindi i personaggi che stanno a Davos, cioè nel sanatorio Berghof a Davos, sono sottratti al tempo. E poi il problema che gli si pone nel romanzo è di conferire coerenza al tessuto simbolico della narrazione. Adesso devo vedere qual è la slide dopo, perché ecco. Come si fa a dare coerenza? Perché Thomas Mann è il più grande scrittore allegorico del Novecento e forse uno dei più grandi di tutti i tempi? Perché naturalmente nel momento in cui scrive, l'allegoria e il simbolo sono ridiventati un essenziale strumento, diciamo, di interpretazione della realtà, proprio perché Freud ha scritto l'interpretazione dei sogni, e quantomeno
per poco che uno possa aver capito dell'interpretazione dei sogni, è chiaro che i sogni parlano un loro linguaggio ed è un linguaggio peculiarmente allegorico che naturalmente ha tutta una serie di dimensioni che vanno considerate e che Thomas Mann imita perfettamente. Un importante interprete di Thomas Mann, Manfred Dirks, ha scritto una volta che Hans Castorp sembra sognare con l'interpretazione dei sogni accanto al letto, perché effettivamente, se voi ci fate caso, questi sogni corrispondono in maniera strettissima a tutte le tecniche di costruzione del sogno, sovrapposizione di immagini, come si dice, condensazioni, eccetera. Poi chiedete Alberto Sì. Nella tradizione romantica il sogno naturalmente è il più importante veicolo di conoscenza, quindi se il mondo di Hans Castorp sta dentro di lui può uscire fuori soltanto nella forma del sogno. Il sogno è certamente, per le ragioni dette, nel fine secolo il più grande repertorio di simboli disponibile e per questa ragione è indispensabile alla creazione di un romanzo enciclopedico simbolico, cioè quello che per Thomas Mann è un romanzo romantico, ma che è il romanzo che deve contenere il mondo interiore di un genio al quale viene attribuita la responsabilità di contrapporre la sua soluzione, ovvero la visione di una soluzione ai problemi della realtà in un'immagine simbolica. Non sto a farvela lunga, io sono profondamente convinto, una cosa di cui non riuscirò mai a convincere i critici tedeschi, ma insomma sono convinto e fateci caso, che la montagna magica in realtà è un unico grande sogno. È il grande sogno di un soldato che compare solo alla fine del romanzo, che sta sul campo di battaglia nella prima guerra mondiale, si addormenta di fronte a uno scenario che viene puntualmente riprodotto come, diciamo, residuo diurno di un sogno all'interno del romanzo e sogna che cosa? Sogna della crisi della civiltà nella quale è sprofondato e della diciamo così, della visione di uscita da questo stato di crisi che è stavolta sì legata all'eros. In che modo si lega all'eros questa uscita dallo stato di crisi? Diciamo questo, così, solo come piccola cosa. Qualcuno ha notato che il nome Hans Castorp, che è del protagonista del romanzo, è strano, però ha notato che il Castorp era chiamato il tascapane dei soldati durante la prima guerra mondiale e che Shosha, cioè il cognome di Claudia, cioè la donna che lui ama, era il nome attribuito alle mitragliatrici russe. Non male, eh? Cioè, come trasformazione di un residuo diurno in qualcosa di onirico, diciamo, questo, me lo concedete, è abbastanza indicativo. Ce ne stanno tante altre di cose indicative, però questo è interessante. Quindi Thomas Mann compone un gigantesco sogno di 1200 pagine, che non si vede che è un sogno perché è pieno a sua volta di sogni all'interno di un sogno e di sogni all'interno di un altro sogno, per arrivare soltanto a un punto, cioè il punto centrale del romanzo, che tutti sanno è l'unica frase scritta in corsivo all'interno della montagna magica, che è questa frase qua, che se l'aveva scritta un bambino di seconda elementare, uno diceva, vabbè, insomma, è una bella frase, bravo, ma che in bocca a Thomas Mann suona veramente male, come uno scrittore nicciano, uno scrittore schopenhaueriano, scrive, in nome della bontà e dell'amore l'uomo non deve concedere alla morte di dominare sui suoi pensieri. Vabbè, sì, ci possiamo stare, però insomma, poi qual è il problema? Il problema è che è una frase dannatamente complicata e con ciò scordatevi il Dr. Faustus, finiamo qua perché non ce la faremo mai, però poi se volete sapere qualcosa. Perché è interessante questa frase? Perché in realtà non sta in piedi da sola. Thomas Mann l'ha scritta proprio perché da sola non sta in piedi e provoca il lettore a cercare la matrice di questa frase. E la matrice, ricordate che Thomas Mann ha sempre detto che lui Freud non l'aveva letto quando ai tempi della montagna magica, proprio no, diciamo un po' contraddittorio, però la frase risponde puntualmente a una delle frasi conclusive del saggio di Freud, adesso naturalmente il saggio di Freud, considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte,
che si conclude così: non sarebbe meglio concedere alla morte il posto che le spetta nella realtà e nei nostri pensieri e far emergere un po' di più quel nostro atteggiamento inconscio nei suoi confronti che fino ad oggi abbiamo accuratamente represso? La frase in nome della bontà e dell'amore l'uomo non deve concedere alla morte di dominare sui suoi pensieri è una risposta a questo interrogativo freudiano. Ma perché è così importante? Perché questa dovrebbe essere la frase in cui si concentra diciamo l'epifania, l'illuminazione di Hans Castorp, che vi ricordo pensa questa frase dopo che è stato in pericolo di vita, ha sognato una scena che poi è anche una scena su cui potremmo intrattenerci, ma insomma è una scena in cui due streghe divorano un neonato, che è un'altra rappresentazione allegorica dell'Eros, che per Thomas Mann si legava attraverso Novalis all'idea di un'antropofagia originaria trasformatisi in desiderio carnale, nel senso non del mangiarselo ma di farci qualche altra cosa. Dov'è l'importanza? L'importanza sta nel fatto che noi dobbiamo interpretare cosa significhino bontà e amore. Bontà e amore voi ve lo dovete tradurre nei due termini ethos e eros. Bontà non è altro che il rispetto etico della vita. L'amore evidentemente è l'eros, ma Thomas Mann nel 1921, e qui entro di nuovo in un campo molto pericoloso, aveva letto, al di là del principio di piacere, come tutti sanno, al di là del principio di piacere, è il saggio di svolta nello sviluppo della psicanalisi freudiana, in cui Freud sostituisce a due idee originali, impulso di morte e eros, come le due grandi forze che si contendono. Se dico delle scemenze, Alberto, lanciami, che c'è un ombrello? Ecco, lanciami un ombrello in testa. Quindi legge questo saggio Thomas Mann e poi nel diario appunta che questo saggio è per lui decisivo e gli fa superare l'impasse in cui la sua cultura romantica lo aveva gettato. Andiamo, al punto. Perché? Perché la risposta romantica, l'eros, è ciò che, riscatta l'individuo dal suo destino di morte, è una risposta ingenua se tu non possiedi l'idea, che è l'idea freudiana, della compresenza nell'uomo di un impulso di morte e di un impulso a estendere all'infinito il dominio della vita, che è precisamente il compito dell'eros. Questo, offre, è del tutto evidente, una risposta ben più sostanziosa della risposta wagneriana, per l'appunto romantica, al significato dell'eros nel contesto di una esistenza delimitata dalla solitudine, dal dolore e dalla morte, come nella filosofia di Schopenhauer. E infatti, quando Hans Castorp si risveglia dal suo sogno, pensa è l'amore, non la ragione, a contrapporsi con successo alla morte. Questo è il pensiero, che fa da corollario. Quindi, quando Thomas Mann dice in nome della bontà e dell'amore, non sta dicendo un pensiero di terza elementare, sta dicendo in nome dell'eros, ovvero dell'impulso a estendere il dominio della vita in senso nicciano all'infinito, e quindi in nome della responsabilità che noi ci assumiamo nei confronti della vita di riprodurci e di prolungare all'infinito la vita medesima, l'uomo non deve concedere alla morte di dominare sui suoi pensieri, e il dominio della morte sui pensieri dell'uomo è naturalmente il presupposto della cultura occidentale, che è una cultura di libri, una cultura di cose morte, è la cultura dell'ozio, è la cultura della contemplazione, di uno stato di sottrazione al conflitto e al confronto con la vita, da cui nasce l'idea che noi possiamo prediligere la morte alla vita. I pazienti del Berghof infatti non soffrono di nient'altro che di questo, ma non soffrono di tubercolosi, soffrono del desiderio di morire, soffrono di essere attratti dalla morte, come la definiva, non fascinazione des Todes, no, c'è un altro, vabbè, insomma, sì, allora, i pazienti del Berghof soffrono in realtà della malattia melancolica, cioè del desiderio di morire.
e vogliono morire, pensate a capitoli, se l'avete letto, come il signor Albin o a tanti altri, desiderano morire perché desiderano assecondare quello che Freud finalmente spiega a Thomas Mann, ma considerate che Thomas Mann aveva già scritto mezzo romanzo e poi si ferma per un anno per integrare, diciamo, questi pensieri all'interno del suo romanzo. Freud gli ha dato la chiave per capire che l'unica cura al desiderio di deresponsabilizzarsi dalla vita, che è poi la causa di ogni tracollo della civiltà occidentale, è l'eros. E quindi nel Berghof tutti i pazienti, e persino il medico, il dottor Behrens, che ha perso la moglie, che ha anche un servizio da caffè un po' pornografico e varie altre cose, sono sottoposti a un contatto continuo con la materia erotica perché devono ritrovare il senso etico di rispettare la vita e di rispettarla attraverso il recupero del contatto con l'eros, quindi riprendersi la responsabilità della vita attraverso l'amore. Questa è l'idea di Thomas Mann e per questo, così finiamo pure il Dr. Faustus, evidentemente nulla può essere peggio, nulla può essere più diabolico e nulla può essere più distruttivo che il patto che viene attribuito al protagonista del Dr. Faustus, Adrian Leverkühn, con il diavolo, cioè all'idea che lui possa avere tutto, salvo una cosa, salvo l'amore. Nulla può essere più distruttivo che la cancellazione totale dell'amore dalla vita di un individuo e quindi dalla vita di un individuo che diventa simbolico di una civiltà che nel frattempo sta caracollando nella seconda guerra mondiale e naturalmente nel nazionalsocialismo. Questo, diciamo, è il ductus dei romanzi manniani. Come vedete si va circolarmente, molti hanno notato che la materia del Dr. Faustus in qualche modo riportava i Buddenbrock, no? Cioè è la decadenza, o meglio la catastrofe della cultura occidentale, è l'assenza di amore inteso proprio come la forza che si contrappone alla morte, e con ciò finisco perché altrimenti qua facciamo notte. Grazie. Ecco, bene, ringrazio molto Luca Crescenzi per questa lettura, per questo intervento così ricco, no, per questo no, per questo intervento che ci fa capire come Thomas Mann appunto legga la crisi del Novecento. Io lo dico proprio in due parole perché non sintetizzo tutto quello che hai detto. Allora, io farei un paio di domande, poi magari lasciamo spazio al pubblico. Vorrei chiedere questo a Elisabeth. Allora, abbiamo parlato dei racconti, abbiamo parlato del romanzo L'Eletto, e ecco, Thomas Mann ha scritto poco però per il teatro, e si può leggere la sua pièce, ne ha scritta una, no? In questa chiave. Sì, l'unico dramma che ha scritto, ancora una volta, è un dramma italiano, è dedicato a Savonarola. Lo scrive nel 1905, poverino non ha avuto molto successo, per cui insomma si è anche un po' depresso su questo, non ci ha più provato. Forse effettivamente il dramma non è il suo, questo sarebbe un discorso lungo, però ci sono molti elementi drammatici nella sua narrativa, l'abbondanza dei dialoghi, insomma c'è molto dramma nella prosa, però allora, Savonarola si chiama Fiorenza, il dramma, e che cos'è? È una cosa molto interessante perché è l'analisi di una psicologia del potere. Questo Savonarola in realtà è un predecessore sia di Cipolla sia di Nafta, tutti e due, come dire, anche Nafta, no? Un fanatico, che vorrebbe la teocrazia, no? Totalitarismo del Gottesstaat, dello Stato
religioso, ecco. E Savonarola è imparentato con Cipolla per quanto riguarda il suo potere manipolatorio, perché come Cipolla sta su una specie di palcoscenico da dove ipnotizza, eccetera, perché è una serata, una performance, anche Savonarola è molto performante, lui lo è sul suo teatro, che è la, come si dice la Kanzel in italiano? Il pulpito, scusate, ecco il pulpito, e dal pulpito lui si sottomette il suo pubblico, che in questo caso appunto sono i fedeli. La pièce è interessante ancora una volta per questo aspetto della manipolazione e strumentalizzazione del linguaggio in chiave manipolatoria, ma anche come analisi della psicologia del potere, perché viene analizzato molto bene per quale motivo questo Savonarola diventa quello che diventa, perché è così tanto assetato di potere. Ancora una volta è il risentimento muove il mondo, no? Ma insomma questo sarebbe lungo, ecco. Ecco, poi vorrei chiedere a Luca Crescenzi se ci può parlare di Thomas Mann come intellettuale impegnato politicamente. Dopo tutto quello che vi ha raccontato Elisabeth, direi che è meglio che sto zitto. Vabbè, faccio un po' un corollario a quello che hai detto, cioè è chiaro che un autore così è difficilmente limitabile, ha una, diciamo, vastità di approccio alla realtà che coinvolge anche le dimensioni di cui appunto ha parlato Elisabeth, cioè anche la politica, eccetera. Prendete la frase che avete sotto gli occhi. Naturalmente c'è la bontà e c'è l'amore. L'amore più o meno l'abbiamo capito, cioè il servizio nei confronti della vita. Tenete presente che per Thomas Mann di amori ce ne stanno due, perché c'è l'amore che si riproduce, che è quello che si sottomette al dovere etico di estendere il dominio della vita. Poi c'è l'amore che non si riproduce, che è poi quello di Hans Castorp, che è innamorato di Claudia Chauchat sapendo che è una donna malata e una donna malata non può avere figli. Ed è l'eros omoerotico, che per Thomas Mann è evidentemente una dimensione estremamente importante, che è un eros che non estende il dominio della vita, ma estende il dominio dello spirito. Quindi ci sono due dimensioni che vengono nutrite dall'impulso erotico, e queste due dimensioni diciamo, giocano un ruolo fondamentale nella critica che Thomas Mann fa della società, nella critica che Thomas Mann fa alla cultura a lui contemporanea, nelle forme terribili che ha conosciuto, perché diciamo, Thomas Mann ha conosciuto la prima guerra mondiale, nella quale in qualche maniera si è comportato da interventista e convinto nazionalista tedesco, poi però ha conosciuto la rivoluzione dei consigli di Monaco, la crisi della Repubblica di Weimar, di cui lui è stato uno dei pochissimi grandi intellettuali difensori, gli altri erano tutti i contrari, ha conosciuto il nazionalsocialismo, il primo esilio, ha conosciuto la seconda guerra mondiale, la fine della seconda guerra mondiale, il secondo esilio ad opera del maccartismo, cioè ha conosciuto credo tutte le tragedie del Novecento. In questo senso è certamente un autore del secolo breve, e in tutte queste tragedie ha sempre cercato di individuare il punto d'attacco. Il punto d'attacco alla politica di Thomas Mann è sempre un punto d'attacco etico. Alla faccia di tutte le teorie che separano etica e politica, per Thomas Mann non esiste alcuna posizione politica rispettabile che non abbia a suo fondamento un principio etico profondo, che non è un principio etico in chiave moralistica, ma è un principio etico appunto che mira alla ricostruzione, che mira alla riorganizzazione, che mira all'inclusione. È importante, no? Nell'Eletto tu l'hai scritto molto bene, è importante il fatto che tutte le lingue vengano parlate, tutti i popoli vengano conosciuti, tutti vengano rispettati dal Gregorio divenuto Papa, che diventa il Papa tollerante per eccellenza. Tutte queste dimensioni sono la profonda etica che deve muovere l'azione politica. Da questo punto di vista Thomas Mann non è stato un originale pensatore politico, spesso e volentieri quello che voi leggete sono cose che lui pensava in conseguenza di pensieri altrui,
non so se sei d'accordo, però è stato un originalissimo ripensatore politico, cioè ripensa le categorie del presente in una chiave nuova che gli viene da queste matrici profonde che sono appunto dettate dal servizio allo spirito, dal servizio alla vita, dal servizio alla tolleranza e al rispetto reciproco. Sì, grazie. Ora possiamo dare spazio alle domande del pubblico. Sì, un cenno a Tonio Kröger. Oh, Tonio Kröger, chi lo fa? È mio? Allora, io glielo faccio il cenno a Tonio Kröger, ma come lo leggo io è un po' strano. Ho fatto una cosa recentemente, c'era una professoressa che mi ha detto, beh, insomma, io l'avevo letto in maniera un po' diversa. Allora, parliamo di etica di Thomas Mann. Tonio Kröger è un cretino, cioè è un bambino che non vuole prendersi la responsabilità di ciò che è. Lui è un artista, è detto, lo dimostra e non vuole essere un artista. E quindi si mette a recitare il borghese. Come ve lo dimostro questo? Se ci fate caso, quel famoso terzo capitolo che contiene il dialogo fra Tonio Kröger e Elisaveta Ivanovna, lui si presenta in abiti borghesi, vestito da borghese, e si parlava poc'anzi delle situazioni teatrali nella narrativa di Thomas Mann. Beh, questa è tua, no? Quello è una messa in scena, ovvero Tonio entra e fa il borghese e Elisaveta Ivanovna gli dice: tu sei soltanto un bambino che non vuole prendersi la responsabilità di essere un artista, vai, fatti i tuoi giri, impara come si sta al mondo e quando avrai imparato come si sta al mondo puoi tornare qua a fare quello che sai fare, cioè il poeta. Lui fa effettivamente quello, prende parte, Elisaveta Ivanovna lo prende in giro, no? Gli dice: ah, rivai in Italia, sempre in quel posto dove impari a fare le cose belle, continui a fare il bambino in quel posto lì. Dice: no, veramente vado al nord, vado in Danimarca. Perché va in Danimarca? Mica per la Danimarca, perché per andare in Danimarca, e qui anche c'è l'autoironia di Thomas Mann, no? Perché Tonio Kröger è lui. Per andare in Danimarca deve passare da Lubecca, cioè il paese dove è nato, e a Lubecca non lo riconosce nessuno, rischia di andare a finire in galera, lo prendono per un pericoloso malvivente, poi insomma all'epoca la Germania doveva essere forse più tollerante che in seguito si aggiusta con il portiere d'albergo che l'ha denunciato, fa capire che lui è un poeta e lì capisce che il fatto di essere un poeta può salvarlo dal ritornare in un posto dove non è più di casa, perché l'idea è che il poeta nella vita non è di casa, ha a che fare con queste cose morte, con queste parole, con questi libri, e mica i libri vivono, mica le parole vivono, c'hai a che fare con delle cose un po' pericolose. È per questo che devi imparare a fare il poeta, cioè devi capire che maneggi una materia pericolosa e che quella materia pericolosa è pericolosa per te perché ti rende incapace di vivere ed è pericolosa per gli altri perché rischi di coinvolgere gli altri nella tua malattia di vivere. Alla fine di tutto quello che succede, lo sapete, poi rincontra, vabbè, questa cosa qua, forse un sogno, forse no, rincontra i due Hans Hansen e Inge Holm, li vede ballare, si ripete la situazione da cui veniva fuori e lui capisce da dove lui proviene proprio dall'incapacità di vivere, cioè, se lo vogliamo dire nei termini della montagna magica, proviene dalla melancolia, proviene dal suo desiderio di morte, che è materia pericolosa e seria, che però lui vorrebbe camuffare con abiti borghesi da mestiere, da cosa diciamo normale, da cosa per chiunque, non è cosa da chiunque. Quindi Tonio Kröger non è altro che un racconto in cui, badate bene a non innamorarvi di Tonio, perché Thomas Mann non vuole affatto che chi lo legge si innamori di Tonio, vuole che capisca che lui deve imparare qualcosa e che un amico vero è Elisaveta Ivanovna che lo prende a schiaffi e gli dice: vai nel mondo e impara a fare il tuo mestiere, e non quello che vorresti fare tu. Il deresponsabilizzato, cioè lui vorrebbe fare del mestiere della morte il mestiere borghese, deresponsabilizzare quel mestiere rendendolo un mestiere qualsiasi. Diciamo così. Cioè, mi sembra che avete giustamente descritto il profilo di Thomas Mann come anche di un grandissimo critico della nostra cultura.
All'interno di di questo tipo di critica volevo chiedervi che senso ha la riflessione religiosa e la posizione religiosa di Thomas Mann? Ci provi te o ci provi te? No, ci provi te, dai, tu sei l'esperta di Giuseppe, comincia. E la domanda era la questione religiosa? La questione religiosa, ok. Allora, il rapporto di Thomas Mann con la religione è un rapporto tendenzialmente laico, secolarizzato. Questo si può capire nella legge, ma si può capire ancora di più nel Giuseppe, nella tetralogia. Allora, l'idea di Thomas Mann del rapporto tra uomo e Dio è sostanzialmente di natura antropologica. Cerco di dirlo in modo più semplice possibile. Thomas Mann dice, quando parla di Abramo, e che Abramo crea Dio, lui parla proprio di Abrahams Hervordenken Gottes, no? Cioè che proprio la mente di Abramo partorisce Dio. E lui lo dice, parla di queste cose a più riprese, spiegando che l'uomo per progredire ha bisogno del concetto di Dio, che all'inizio è un concetto appunto politeistico, poi via via si è spiritualizzato sempre di più, per cui l'idea che l'uomo si fa di Dio è, come dire, segue un percorso evolutivo, no? Alla fine il Dio ebraico è invisibile, per questo appunto è anche una, come dice nella legge, è una religione impegnativa, no? Non lo possono vedere, non lo possono raffigurare, è tutto spirito, insomma è impegnativo. Ma perché interdipendenza? Perché anche Dio ha bisogno dell'uomo, perché se l'uomo non lo pensa, Dio non esiste, cioè è un pensiero, trovo molto secolarizzato in un certo senso, eppure si deve dire che la religione è anche il concetto di Dio per il sentimento religioso per Thomas Mann è molto importante. Però mi verrebbe da dire in questa chiave molto, molto illuministica. So che mi trovo in disaccordo con molti critici tedeschi, perché da un certo punto in poi è andato molto di moda una lettura molto cattolica, no? di Thomas Mann, la grazia divina, eccetera, eccetera. Ecco, io la penso come Gregorio, come questo Papa, che è più prima di essere un Papa, è un politico, nel senso migliore della parola, della tolleranza e del rispetto delle pluralità. Però ecco, l'interdipendenza in chiave antropologica tra Dio e uomo e Dio, non so se sono riuscita a esprimere il mio pensiero. Posso aggiungere una cosa? No, Thomas Mann ha scritto un inizio di saggio proprio sul religioso, sul sentimento religioso, über das Religiöse. E in quel saggio è interessante perché comincia proprio dalla morte, cioè dice, ma insomma, cos'è la religione? È il sapere che mio padre è morto, ho visto mio padre morire, so che io morirò, so che la vita è una catena della morte e questo mi lega a una dimensione che non posseggo. Hofmannsthal dice in un verso meraviglioso che è quello che noi sappiamo ma non riusciamo a afferrare, no? Cioè sappiamo della morte ma non lo riusciamo a afferrare. Ecco, il problema del religioso è afferrare quel tanto che sta al di là del dominio del visibile, del concreto e del misurabile. Da questo punto di vista Thomas Mann è molto più un mistico che un pensatore religioso, cioè è legato per tanti fili che adesso sarebbe complicato ricostruire, a un pensiero mistico e neomistico che lui persegue con letture disparate ma che lo riportano sempre allo stesso posto, cioè all'idea
che il divino e la radice del sentimento religioso sta nell'uomo, non fuori dall'uomo, e che questo è la sua grande responsabilità, cioè coltivare il Dio in se stesso, cioè trovare il Dio dentro di noi e non fuori di noi. Homo Deus. Lui leggeva Eckhart, gli piaceva molto Eckhart, cioè leggeva tutto, per cui non è impressionante, cioè, Thomas Mann 2 cose sapeva fare: leggere e tenere a memoria, spaventoso, cioè io ho provato, quando facevo il commento alla Montagna Magica, a leggere le cose che leggeva lui con gli stessi tempi, perché i diari permettono di farlo, manco la metà. Sì, allora in molti romanzi di Thomas Mann c'è sempre Per uno... noi? Eh? Quello per noi? Sì, sì, c'è sempre uno sfondo storico, no? Un riferimento alla storia non intesa come insieme di fatti, ma come momenti di regressione e sviluppo, regressione e redenzione. Ecco, lei ne ha fatto cenno prima. Ecco, mi chiedo se questo atteggiamento, questa scelta sia derivata proprio dalla realtà storica in cui si è trovato a vivere, prima di una guerra, la guerra, dopo una guerra, un'altra guerra, quindi momenti di pace seguiti a momenti di bellicosi, oppure a quell'atteggiamento moralistico cui ha fatto riferimento il professore prima, cioè di concepire la storia come momenti di regressione e redenzione e non come un insieme di fatti. Grazie, questa è una domanda che... No, scusa sulla regressione, poi aggiungi subito. No, è la tua. Regressione è un termine centrale nella poetica di Thomas Mann, ma anche nel suo pensiero. Io penso che sia un concetto derivato da Freud, perché qual è l'idea? Che qualsiasi sviluppo, qualsiasi progresso non è mai per sempre. Una regressione è sempre possibile, e direi che insomma lui declina questo pensiero in chiave culturale, antropologica, ma anche politica. Lui legge il fascismo come una gigantesca regressione per la quale in realtà non c'è nessuna scusa, perché dice, ma insomma, la nostra civiltà ormai perché? Come possiamo arrivare a una ricaduta così nell'imbarbarimento e via dicendo? Infatti lui spesso, parlando del nazionalsocialismo, soprattutto sui diari, no? Parla appunto di imbarbarimento, cioè tornare indietro. Quindi questa idea che si può sempre, che una ricaduta a un livello, diciamo, evolutivo inferiore in un certo senso è sempre possibile, questo caratterizza proprio profondamente il suo pensiero. Non lo so, forse in questo è anche spengleriano. È molto spengleriano, no? Ma però forse se gli fai l'esempio del Giuseppe è proprio eclatante. Sì, no, ma adesso era una comunicazione, diciamo, l'esempio del Giuseppe è eclatante, no? Cioè questo vastissimo e complicatissimo romanzo di cui Elizabeth Galvan è una importante interprete, lì il meccanismo di progresso e regresso stabilisce i momenti del romanzo, cioè di fatto, lo dicevamo l'altro giorno, a volte ci diciamo le cose anche alle 3 di notte, cioè, è una tetralogia. Il primo romanzo è la storia di Giacobbe, e lì il mondo è in ordine, grosso modo, cioè un mondo patriarcale in cui tutte le dimensioni di un mondo se non ordinato armonizzante stanno in piedi, e stanno in piedi perché c'è proprio quella dimensione erotica che è data dall'unione di Giacobbe e Rachele, e poi Rachele muore. A quel punto il mondo si sfascia, no? E comincia l'altro mondo, quello in cui i fratelli buttano il fratello minore dentro il pozzo, quello in cui il patriarcato comincia a delirare. E quindi che succede? Che il salvato, cioè il povero Giuseppe che viene salvato dal pozzo in cui è stato buttato,
per 1000 traversie arriva da schiavo in Egitto. E da lì, quello è proprio veramente la base delle cose, no, che dicevi prima, cioè è da lì che parte la rimonta di una civiltà che deve ricostruirsi e deve ritrovare un rapporto con l'Eros, e quello, questa è tua, Mutemenet, no? È l'episodio della moglie di Potifar che si innamora di Giuseppe, ma Giuseppe non può perché è Giuseppe. E quindi quella via erotica non funziona. Quale via erotica funziona? Questo forse lo dici tu, cioè è l'eros spirituale, l'eros per il fratello, cioè lui incontra Beniamin, cioè il fratello che è nato nel momento in cui Rachele moriva, e tutto ritorna in ordine, ma quell'eros di Giuseppe è un eros spiritualizzato che permette la rinascita di una civiltà sulla base di un eros appunto spirituale, non più nemmeno di un eros carnale. Non serve più, quello lo possiamo dare per non perseguibile per tante ragioni che chi legge il romanzo poi può vedere, ma l'eros spirituale è il momento che consente a una civiltà di risorgere. Se posso aggiungere ancora, visto patriarcato eccetera, allora, patriarcato, allora dobbiamo anche un attimo nominare il matriarcato. Allora, negli anni 20 Thomas Mann fa una lettura molto importante di uno svizzero, di uno studioso dell'antichità che si chiama Johann Jakob Bachhofen, che lì per lì non se lo fila nessuno. Nel 1861 scrive una grande opera, Das Mutterrecht, la ginecocrazia o il matriarcato. In seguito poi quest'opera viene recepita, scusate, dai sociologi, ma soprattutto, e questo insomma è molto interessante, ha una ricezione molto molto importante, soprattutto negli anni 20 del Novecento, all'interno nell'ambito letterario tedesco. Lo leggono da Kafka fino a Thomas Mann, fino a veramente tutti. È più difficile dire chi non l'abbia letto. E allora, perché? Che cosa è interessante in questo nostro contesto? Bachhofen teorizza l'esistenza di un originario matriarcato per la cultura, per le culture diciamo mediterranee. All'interno di questo matriarcato poi suddivide fasi più evolute, meno evolute. La più evoluta è quella che lui chiama quella demetrica, perché insomma introduce il matrimonio, introduce l'agricoltura e via dicendo. Molto importante in questo sistema di fasi evolutivi e all'interno di questo sistema, essendoci diverse fasi diciamo matriarcali, si può sempre ricadere anche all'interno del matriarcato a delle fasi diciamo precedenti e meno evolute. Poi a un certo punto c'è il salto verso il patriarcato. Poi insomma Bachhofen lo spiega perché, per come, insomma è tutto molto interessante, lo devo sintetizzare. Rimane in questo sistema l'idea che c'è un originario matriarcato e un successivo superiore ai noi, nell'idea di Bachhofen, superiore, più spirituale patriarcato. Ma la minaccia del matriarcato in questo sistema evolutivo è sempre presente. E adesso arrivo a Thomas Mann. Thomas Mann in moltissimi racconti e anche romanzi utilizza questo sistema e adesso lo devo dire proprio così, legge il fascismo come regressione culturale, ma proprio in questa chiave matriarcale. Questo naturalmente a me non fa molto piacere, però ahimè me ne sono fatta una ragione ed è insomma è una logica che sì. Però lei ha ragione, cioè l'alternarsi di progressione e regressione
Questo è un leitmotiv nei suoi romanzi, sì, e nei suoi testi. Allora, buonasera. Intanto io ringrazio moltissimo per l'altissimo interesse della conferenza, veramente stupendo. Allora, io ho letto La montagna magica subito dopo aver letto il saggio sul perturbante di Freud e anche il saggio di Sabine Spirain, di cui adesso non vorrei fare una citazione a proposito del titolo, perché ricordo il contenuto ma non il titolo. E subito, leggendo qualche giorno appresso La montagna magica, io ne sono stato molto impressionato e ho rivisto, leggendo La montagna magica, alcuni contenuti che avevo letto in Freud. La cosa che volevo chiederle, e condivido il fatto che anche per me, nella mia lettura, La montagna magica mi appare come un sogno, la narrazione di un enorme sogno, e nelle cose che Castorp descrive, negli approcci delle persone, io avvertivo la presenza del perturbante, cioè della ambiguità nel avere un riconoscimento cognitivo delle cose come cose familiari, ma un disconoscimento affettivo contemporaneamente delle stesse. È una mia impressione oppure può essere una chiave di lettura all'interno del romanzo? Ma sì, cioè... Allora, il problema qual è? È che se si va alle matrici, cioè se diamo per assodato che Thomas Mann ha letto non un po' Freud, ha letto bene Freud a quell'epoca, e poi la direzione della riflessione diventa quella, per cui è sempre possibile individuare rispecchiamenti all'interno del testo. E il problema è sempre riuscire a dimostrarlo, cioè l'impressione di vicinanza, si possono avere impressioni di vicinanza molto forti con Thomas Mann, proprio perché leggeva così tanto. Se qualcosa c'è però, in Thomas Mann il riferimento è di una precisione spaventosa. Vi faccio solo questo esempio perché mi diverte tanto, ma per dirvi anche che razza di diabolico escogitatore di cose è Thomas Mann. Faccio sempre questo esempio qua, quindi diciamo chi si è stufato di sentirlo, però è questo. A un certo punto, in quel popò di malloppone che è La montagna magica, all'inizio c'è la storia di Hans Castorp. Hans Castorp ha perso i 2 genitori e poi anche il nonno da bambino, poi è stato adottato da una famiglia, dalla famiglia dello zio, e è cresciuto in questa famiglia, si è scordato tutto, è diventato un giovane, diciamo, di successo, destinato a una grande carriera. E poi va a Davos a trovare questo cugino. A Davos scopre che esiste l'argento vivo, il Quecksilber, che è quello che sta nel termometro. Il termometro per Thomas Mann è un oggetto che definisce nel diario segretamente osceno. Perché? Perché va su e giù, cioè misura la febbre dell'eros. Infatti fateci caso nel romanzo, quando lui si sente guardato da Claudia Scioscià, gli sale la febbre, quando lei lo ignora a lui passa la febbre, cioè è quello, e quindi il termometro è quella roba lì, quindi misura l'eros, non misura la febbre. Se esiste l'argento vivo esiste pure l'argento morto. Infatti all'inizio si vedono delle cose, dei particolari d'argento su cose che sono morte, per esempio sulle fibbie delle scarpe che compaiono sul ritratto del nonno, sono fibbie d'argento. E adesso il problema è che queste fibbie in tedesco si chiamano Schnallen, giusto? Ecco, Schnallen. Poi è d'argento pure una vaschetta battesimale che piace tanto a Hans Castorp, è quella con cui è stato battezzato lui, è stato battezzato il suo bisnonno, il suo trisnonno, eccetera, eccetera, e quindi per lui è il simbolo del tempo che passa, delle generazioni che passano, in fondo anche della morte. E il problema è che sta vaschetta in tedesco si chiama Schale, quindi ci sono le fibbie d'argento Schnallen nella vaschetta battesimale d'argento Schale. Poi succede che a un certo punto il cugino gli racconta che ha assistito a un'estrema unzione. È un'estrema unzione strana perché ha visto
che arrivava a sta croce con tutta la processione, il prete la portava davanti, e questa croce aveva appesi dei lumini, e questi lumini sembravano i campanelli d'argento dorato che stanno sull'albero della musica dei Giannizzeri, sapete quello si fa così e suona i campanelli, e questi campanelli si chiamano Schellen. Vabbè, uno dice chi se ne frega. Come si chiama la domestica che si occupa di Hans Castorp quando sta a casa degli zii e apparentemente si è scordato tutti i traumi della sua infanzia? Come si chiama? Qualcuno se lo ricorda? C'ha un nome proprio strano, che uno dice ma mai sentito, credo in Germania, qua vedo che ci sono i tedeschi, insomma, mai sentito, si chiama Schallin. Se voi andate a vedere, quasi tutte le lettere di queste tre cose che sono fatte d'argento si ritrovano in Schallin. Perché? Che vuol dire? Vuol dire che la morte, che è connessa con questo simbolo dell'argento, si occupa di Hans Castorp pure quando lui crede di essersela scordata, continua a occuparsi di lui. E qual è la prova provata che questa Schallin ha a che fare con l'argento che sta su questi oggetti è che è figlia di un orafo di Altona? Cioè, uno che pensa una cosa del genere, scrivendo 1200 pagine, o è pazzo o è un genio. Io tenderei più alla seconda, però fate voi. Mica è finita qua. Perché passano gli anni? Questa è la volta che l'ho svegliata alle 3 di notte, perché io mi ponevo il problema perché nel Dr. Faustus il nipote di Adrian Leverkühn, che si chiama Nepomuk, si fa chiamare e si chiama lui stesso Echo. Cioè, non riuscivo a capire, non l'ho capito. Una notte alle 3 ho avuto l'illuminazione e l'ho svegliata, perché ho detto guarda che bella che ho trovato. È che Echo in tedesco si può dire Widerhall o Widerschall. Widerschall, Schallin, c'ha a che fare con la morte, ma Widerschall vuol dire contro, cioè se voi lo dividete etimologicamente è contro la morte, quindi Echo, che infatti è una specie di angioletto, è colui che si contrappone alla morte che sta nel non poter amare, che è l'imperativo del diavolo, perché Adrian Leverkühn lo ama. E qual è la dimostrazione che questo Widerschall c'ha a che fare con l'argento, la montagna magica? Possiede una voce argentina, ein silbriges Stimmchen, e sono passati 20 anni da quando aveva scritto quella roba là. Voi capite che, insomma, se non è il più grande allegorista del Novecento, insomma, non so chi gli potete mettere vicino. Quindi se c'è una rispondenza con qualcosa, stia sicuro che Thomas Mann da qualche parte l'ha scritta chiara e tonda. Mi pareva che ci fosse un'altra domanda. La signora. Ascoltandovi mi sono resa conto di quanta attualità ci sia in Thomas Mann. Anch'io ho pensato a Ernst Jünger e a Oswald Spengler, al tramonto dell'Occidente, e mi sono detta, ma di quale eros abbiamo bisogno adesso, spirituale, matriarcale, per far fronte? Siamo proprio, non so, siamo poco dopo la Repubblica di Weimar. Dove siamo? Siamo ovviamente mutatis mutandis, e vi chiedo se, appunto, ovviamente ve lo siete posto anche voi questa tematica. È pazzesca l'attualità. Grazie. Ma guardi, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì e l'altro pure. Intanto volevo aggiungere una cosa alla domanda sulla regressione. La regressione in Thomas Mann sì ha a che fare con tutto quello che abbiamo detto, ma la regressione, diciamo, l'elemento essenziale della regressione risiede nella semplificazione. La semplificazione del mondo, della lettura del mondo, lo spegnere il senso critico è una regressione per Thomas Mann, è una regressione sia a livello, se vogliamo, e così del nostro sviluppo, perché torniamo indietro, no? Quando eravamo bambini, ma è anche una regressione appunto dal punto di vista dell'evoluzione del genere umano, no? Perché scegliamo di non
voler vedere, di non voler comprendere o comunque tener conto della complessità. E questa cosa della semplificazione in realtà compare molto presto, Jean Thomas Mann, in realtà già nella Morte a Venezia, pensi un po', ed è qualche cosa che per Thomas Mann è qualche cosa di osceno, cioè lui lo chiama insomma, Unbefangenheit, cioè è la voluta sospensione del senso critico. Per cui, per esempio, questo Aschenbach che ce l'ha con la psicologizzazione dell'epoca, con la psicologia, perché lui vuole avere cose chiare, apollinee, classiche, ecco, e per questo poi diventa la vittima del dionisiaco, perché non sa niente di niente, no? E, ecco, questo non voler sapere, che già incomincia con Savonarola, badate bene, che è il primo fanatico che Thomas Mann mette sul palcoscenico, ecco, è una cosa che per lui è assolutamente inaccettabile, questo non volersi rendere conto e del voler appunto semplificare, cioè noi siamo giorno dopo giorno, no? In presenza delle più spaventose semplificazioni a tutti i livelli, a tutti i livelli. Io dico sempre ai miei studenti, in un tweet, la complessità del mondo non può essere concluso, è chiaro, le cose complesse hanno bisogno di pagine e pagine, centinaia di pagine di lettura, eccetera, eccetera. Quindi certo l'attualità è enorme, per non parlare poi della battaglia politica, della difesa della democrazia. Mi sono imbattuta l'altro giorno in una sua citazione del 43-44, dove dice non ci salverà lo slogan America First, ma ci salverà Democracy First. Beh, più attuale di così, cioè se muore. Ecco, mi pare che le domande siano finite. Io ringrazio Elisabeth Galvan, ringrazio Luca Crescenzi per le loro bellissime spiegazioni, ringrazio il pubblico attentissimo per le domande molto molto interessanti proprio. Bravissimo.